Buongiorno, è meno un quarto alle 10. Io mi sono alzata da poco. Devo aspettare che devo vedere se c'ho la suoneria. Ecco. E vi faccio vedere subito la legna che ho messo via ieri da sola. Da sola perché poi mio moroso è dovuto stare a lavorare. E quindi mi sono arrangiata io e sono riuscita a mettere tutto via da sola. E ho sbagliato a dirvi l'orario perché non era meno un quarto alle 8, era meno un quarto alle 7. Era meno un quarto alle 7 perché poi ho detto sì, perché poi mi sono cambiata, sono dovuta andare a San Vito a prenderlo e quindi sì, così insomma. Oggi è una bella giornata di sole, Peppe fa tutti i giri strani. Oggi è così. Pepe, guarda che ti ho dato la pappa. Ecco qua, questo è il vlog e sto caricando, non so dov'è il mouse. Lo vedete voi? Ah, ecco, lo vedo. Sto caricando un altro che è il video haul, però è mancano 154 minuti, 49%, quindi mi tocca aspettare. Eh sì, stavo per chiudere la pagina. Ieri mi è arrivato un pacchettino da Domina che si chiama Domina Skincare, questo sito, e potete richiedere i campioncini gratis. Sono praticamente creme viso. Non so ben di preciso che cosa c'è dentro perché ho solo aperto, guardato, ho visto delle bustine e poi chiedono anche di lasciare la recensione e sì, infatti io ho solo aperto e ho visto le bustine e quindi questo sarà un video a parte, lo apro, lo guardo con voi bene. Ma andiamo a vedere la legna perché ve l'ho promesso che vi facevo vedere. Adesso mi accendo la TV. Io oggi dovrei andare al Lidl, per quello che sto facendo il video. Dovrei andare al Lidl. Ah, volevo dire che questa casetta qua me l'ha regalata mia mamma, ce l'aveva lei su a casa, quindi non so da dove venga. E niente, sì, è molto natalizia, ma io l'ho già messa perché mi piace. Me frega a me del Natale, io metto tutto, se mi piace metto lo stesso. Va bene, allora, non so perché ho chiuso la porta. Se facciamo corrente d'aria per le stanze forse è meglio. Chiudo questa finestra qui perché è ombra qua. Eccoci. La mia nuova lampada. Ok, vado a fare colazione e poi vedo se muovermi. Stavo facendo colazione, volevo consigliarvi questa qui, volevo prima assaggiarla per sentire se veramente era buona, ma è veramente buona, cioè buona, fragole e fragoline di bosco. Secondo me non ho trovato la nocciolata questa volta, ho preso questa. Alfa! Alfa, vieni qua. Micio Alfa, mio micio. Mio micio Alfa. Zeta, vieni. Ciao Leonessa, dove hai lasciato il bambino piccolo? Leonessa! Zeta! Vieni, Zeta! Zeta! Alfa, ciao Alfa. 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 Mamma che bello che è Alfa. Andiamo. Leonessa? No, tu sei Zetino. Zetino, vieni qua. Ciao Priscilla. Priscilla. Zeta e Alfa. Andiamo tutti. Andiamo. Zetino. Alfa. Alfa, amore.
Come avete visto sono stata qui dai miei, perché avete visto i gatti, questi gatti sono qui dai miei, e ho un prurito qua, ho dei brufoli che stanno uscendo. Eccomi, allora, mentre stavo venendo giù a casa, ero praticamente arrivata, ero un passo da casa, mi ha chiamato il mio moroso che mi ha detto che non veniva a pranzo. E quindi io sono qui, ho appena steso le lenzuola che avevo comprato nuove, che vedrete domani, quindi oggi, perché domani è... ma che domani? Che vedrete domenica 25, e visto che lui non viene a pranzo, io adesso vado al Lidl, vado subito perché l'orario di pranzo è il migliore, pranzo e... dopo pranzo, subito dopo pranzo è l'orario migliore per andare perché c'è pochissima gente, e poi quando torno faccio subito fuoco in casa perché sono 17 gradi, è scesa parecchio la temperatura, ormai di fuori ghiaccia, quindi anche in casa inizia a fare freddino. Panna l'ho messa sopra il forno, eccola, ha detto che le piace molto stare qui, ovviamente le piace molto leccare i miei capelli, l'abbiamo capito. Eccomi qua, accendo la macchina e vado via. Ho appena finito la spesa al Lidl e c'erano diverse, a parte tutte le cose di Halloween che erano mezze finite, c'erano diverse cose, ovvero c'erano 3 ragazzi che mi guardavano che parlavo da sola, giovani, e c'erano tutti i dolci di Natale, c'era perfino il Pandoro, cioè mi ispirava un pochino, volevo quasi comprarlo, poi alla fine non ho detto no, semmai lo prendo quando è ora. Ma sapete che ho ancora un Pandoro di un anno fa, cioè ancora dell'anno scorso, dovrebbe essere ancora buono, devo guardare ancora. Oddio quanta gente. Ok, vado. Tutti i ragazzi che mi guardano perché sto parlando al telefono e vedono che sto filmando, no? Vabbè, sono all'incrocio e vado. Han fischiato le gomme perché l'asfalto è anche caldo, perché c'è tanto sole, c'è veramente caldo. Io sto morendo di caldo con questa maglia, ho dovuto togliere quella che avevo sopra di Pile e sono rimasta con questa qui di Pile, ma c'è caldo, veramente c'è una bellissima temperatura, una bellissima giornata. Questo è l'autunno che mi piace veramente, se durasse così fino a Natale sarebbe una cosa bellissima, però magari vabbè. E niente, insomma al Lidl c'erano diverse cose di Natale già e mi fa venire l'ansia del Natale perché non lo so. Poi c'erano le decorazioni per Halloween, ero tentata quasi a prenderle, però poi non le ho comprate perché comunque sì, le vediamo solo noi che siamo in casa, non è che abbiamo sempre ospiti, non c'è gente che viene a trovarci, e quindi sì, se le mettiamo solo per noi. E allora io mi dico, tra me e me, faccio a meno di spendere quei soldi. Oddio, c'è il sole. Cos'era? Uno scoiattolo! Oddio, ho appena schiacciato uno scoiattolo già morto. Quello era uno scoiattolo. Oh mamma mia, adesso sto male tutto il giorno. L'uomo pollo! Lo vedete? No, è passato di fianco a me l'uomo pollo, quello che fa il pollo allo spiedo per strada. E niente, quindi adesso sono le che presto che è, mi fa strano che sia così presto, sono -20 alle 3 e alle 3, lo so che l'addizione non prevede dire 3 ma dire 3, -20 alle 3 e vado a casa. Anche questo vlog sarà un po' tutto in macchina
alla fin dei conti, ma sapete che ho caldo, non ho riscaldamento attaccato, è che se apro il finestrino voi non sentite più niente, e allora mi tocca lasciarlo chiuso. Quando arrivo a casa metto via la spesa, vi faccio vedere qualcosa delle varie robette che ho preso, e poi devo fare fuoco, devo fare assolutamente fuoco, devo far stare in congelatore tutto quello che ho preso, che già ho il congelatore pieno dall'altro giorno, quindi non lo so come farò, ma in qualche modo faccio, e devo fare fuoco appunto perché la casa è abbastanza fredda, e poi basta. Adesso sto andando a casa, ma sto facendo il giro per Pieve di Cadore, perché così evito 2 gallerie, perché ho i problemi a vedere in galleria, non ci vedo bene, e quindi preferisco... passo io, chi è? E quindi preferisco tagliare per Pieve di Cadore, anche se è un po' fastidiosa come strada perché è stretta, piena di curve, però almeno evito le gallerie perché mi fanno male agli occhi, non vedo proprio niente, devo star lì a tirare gli occhi per cercare di capire dove sono. No. Ok, poi qui tagliano tutti la strada perché è stretta, no? E le curve le tagliano tutti. Ok, sono in centro a Pieve, che avete visto nell'altro video vlog. Ecco, sono in centro, sto passando il Tiziano, dove fanno le serate con i DJ, le varie serate, le feste, insomma, dove si può fare anche la colazione, è un bar, diciamo, però la sera si trasforma e diventa, fanno anche musica live, diverse cose, diversi eventi, bello. Io lo frequentavo quando ero più giovane, non che adesso sia vecchia, però mio moroso non esce più, non ce la fa perché fa 2 lavori e quindi non riesce fisicamente ad uscire la sera, e io da sola non esco, quindi niente. Se ci fosse qualcuno per uscire, è che sapete, sono molto particolare e non vado d'accordo con tutti, anzi ci sono ben poche persone che mi vanno a genio qui in questi paesi, e quindi preferisco stare a casa e comunque magari sto con mio amoroso, oppure che so, mi guardo la TV, mi faccio qualcosa di creativo, vado dai miei, insomma alla fine la sera preferisco passarla così, comunque sono soldi risparmiati, benzina risparmiata, e si vive benissimo lo stesso. Però devo dire che comunque ho 25 anni, quindi ogni tanto mi manca il fatto di far festa la sera, però ormai sono tanti anni che faccio così, che non esco proprio più uscire, quindi mi va bene così, insomma, sono contenta lo stesso. E niente, adesso sono a Tai. Nel frattempo che parlo, sono arrivata a Tai, al bivio. Sono al bivio per andare a Belluno. Qui c'è una pedona, tolgo la freccia, c'è un altro pedone con 2 cani minuscoli. Oh mamma, sono dei bubi minuscoli, sono dei pincher, credo. Ah, sapete che a me i cagnetti piccoli non piacciono, cioè mi piacciono perché sono piccoli e li puoi portare ovunque. Non mi piacciono perché sono molto territoriali, sono anche aggressivi, e non mi piacciono perché abbaiano e hanno quell'abbaiare stridulo che mi dà un fastidio alla testa incredibile. A me piacciono i cani, però quelli lì piccoli no, perché finché sono piccoli e non abbaiano va anche bene. Quando iniziano a abbaiare, tu con me hai chiuso, se tu hai un cane del genere io non lo sopporto proprio, veramente. È uno di quelle razze che i pincher non li sopporto. C'è questa che è uscita col piumino, con tutta la pelliccia intorno al collo, c'è un caldo, io vi giuro che per dire che io ho caldo ce ne vuole, vuol dire che c'è caldo veramente, perché se no non dico che c'è caldo. Vabbè. Sono arrivata a casa e sto girando per casa pieno di giochi ovunque. Hanno giocato, Panna era sopra al forno tutta contenta al sole, non vedeva l'ora di avere un posto del genere. Si vede che Pepe l'ha lasciata stare lì e è caldissimo oggi, veramente caldissimo, bello. Allora, mi sono portata dentro la spesa. No, volevo ringraziare coloro che mi dicono che i miei video piacciono, mi mettono tranquillità. Oddio, io sono l'ansia in persona, ma insomma,
Sono contenta, ecco. Che vivo in un posto da favola. Sì e no, dipende, ecco, come tutti i posti ha i suoi pro e i suoi contro, però, cioè, vivere in un posto così, so che veramente tanti, tanti, tanti lo invidiano. Un posto del genere. Pepe, lascia stare la mia gatta. E niente, adesso devo mettere via la spesa. Sono in bagno, ovviamente. Io faccio i video e sono in bagno perché c'è luce. Faccio fuoco. Le lenzuola si saranno anche asciugate, penso. Panna casualmente ha fame e io ho la spesa, non ne ho fatta tantissima, devo dire. Ho preso sì cose che vanno in frigo e congelatore, infatti adesso devo sistemare tutto, e poi ho preso altre robette, sabbia dei gatti, ho preso 2 di croccantini per mia mamma, le ho già portate a casa. No, quella è legna. E qua ho il mio casino di roba. Niente, boh, portiamo di là il tutto. Non so se vi rendete conto, ma io sto tenendo tutto aperto. Guardate dove arriva il sole, vi ho detto che arrivava qui il sole. Guarda, arriva fino qui all'armadio, cioè. Questo è quanto, e siamo verso la fine di ottobre. Bello, queste giornate qua ci dovrebbero essere fino, ve l'ho detto, fino a Natale, dovrebbe essere così. Anche il bagno è luminosissimo, non lo inquadro nei particolari perché è da pulire. Però, ecco Pepe. Cosa fai? Panna! Ecco fatto, ho riempito, ho sistemato, quindi al Lidl ho già messo via la spesa, però ho preso le clementine. Allora, queste qua sono dell'Eurospin, ne ho mangiata una buonissima, queste le ho prese invece al Lidl, vediamo come sono. Poi ho preso questa pasta qui che è di Halloween, è quella con, praticamente ci sono varie forme, ci sono i ragnetti, ci sono le zucche e poi non lo so, insomma, pipistrelli, quelle cose là. Ho preso il caffè. Poi cosa ho preso? Vabbè, banane, uva, kiwi, mele. Mele io prendo queste qui, Valvenosta, quelle verdi. Più verdi sono, più mi piacciono. E poi cosa ho preso? Ah, poi di altro ho preso per Halloween da mettere sempre sui davanzali delle finestre 2 candele di queste qua grandi. E le inizierò a bruciare già qualche giorno prima. Poi sempre di Halloween ho preso questi occhi finti che sono delle caramelle gommose. Fanno senso, però li ho presi sì, poi ho preso questo che costa meno del Multicentrum, e questo vitamine e minerali. Ci sono le vitamine che servono a me qua, e quindi c'è la B12, la B6 e la C che servono a me, e quindi ho preso anche questo, e sono 60 capsule, quindi mi va bene per 2 mesi. E poi basta. Adesso devo mettere via ancora la pizza che è in mezzo. Stavolta ho preso la capricciosa, sono 2 capricciose. Solo che ho il congelatore, no, io vi faccio vedere. Dobbiamo cambiarlo perché consuma un botto, questo qua è vecchissimo. Però dovete vedere come ho il congelatore, cioè qua c'è il cassettone pieno. Qui c'è il cassettone pieno. Qui invece tengo la carne, cotolette e tutte quelle cose là, e è pieno anche questo. Qua sotto è pieno, quindi non so dove mettere le pizze. Il problema è che si stanno scongelando, io non volevo farle stasera, le abbiamo mangiate ieri sera, quindi non lo so. Vabbè, metto via, ecco. Adesso devo sistemare il casino che ho nel lavandino, che ho tutta la roba da buttare, da dividere, e basta. Panna è tornata di nuovo sul suo trono, che ha il sole. Non so come ha fatto, però è andata su. Penso vada sulla fornella, è che quando è calda non può mica più andare qua sopra. Panna! Madonna che bella! Sì, anche Pepe è bello. Pepe? Oh mamma mia, cosa c'è? Pepe? Cosa? Sto sistemando il mio armadio.
quella è tutta roba da lavare, perché ha odore, non so il perché, puzza. Deve essere stato il detersivo che ho usato a lavare quella roba lì. Ma sapete poi che non prendendo aria spesso, comunque non è che lascio aperto l'armadio a prendere aria anche l'armadio, e quindi ha odore da cattivo, da sporco, anche se l'ho lavata io la roba. Probabilmente era detersivo. E quindi mi sto mettendo a posto tutto qua, ho messo a posto i miei calzettoni invernali. Queste qua, lenzuola, io non ho idea di dove metterle, perché non so dove metterle. E Pepe qua con me, perché prima c'era il sole e allora era tutto sdraiato con la pancia per aria. Adesso non c'è più sole, si è ricomposto. C'ho abbastanza casino, però insomma devo vedere di riuscire a fare un po' tutto. Sì, io ne ho di cose da vestire. Il problema però, siccome non esco molto spesso, alla fine metto sempre le stesse cose. Cioè c'è ancora la roba estiva qui. Qui invece ho sciarpe e ciabatte da casa, ciabatte da lavoro, infradito, insomma ho diverse cose. E niente, quindi mi sto facendo questo lavoretto. Ho finito di sistemare l'armadio, sono stata brava. Il problema è che adesso non so dove mettere le lenzuola, non so dove metterle. E penso di metterle nell'armadio mio con la mia roba. Ecco fatto, quindi le ho messe sotto e sopra ci ho messo la mia roba e siamo a posto. Armadio perfetto, posso chiuderlo finalmente. Ciao, arrivederci. E questa è tutta la roba che ho da lavare, quindi è rimasta quella di prima che avete visto prima. Di qua stanno facendo casino, stanno pitturando in ottobre, pitturano casa in ottobre. Chiudo il vlog semplicemente perché dopo mi sa che se riesco stasera vado a letto presto, quindi preparo la cena e lavo i piatti se ho voglia, e poi andrò a letto presto, si spera, e se no starò a lavorare a computer, quindi ho deciso di stoppare qui il vlog. Adesso sono le 6, no, meno un quarto alle 6, l'orologio. Meno un quarto alle 6, quindi basta, ho deciso di stoppare, quindi adesso mi dedico all'editing di questo video che voi avrete già visto tutto ormai. Se vi piacciono questi video mettete pollice in su, condividetelo se volete, se no fate a meno, lasciatemi un commento qua sotto per dire che ci siete, e niente, qua il sole è tramontato da una vita e mezza ormai e per forza si deve fare fuoco, quindi vi auguro una buona giornata e io vado a fare qualcos'altro. Ciao e al prossimo video.